Boh, sarò in diretta? Sì, no? Non lo so. Prima volta che utilizzo questo software, boh, me lo direte voi, in base anche a chi entrerà in questi secondi, in questo sabato mattina. Vediamo un attimo. Vai, io ci provo, parlo, poi se non andrà a buon fine, pace, perché avevo qualcosa da dirvi, ragazzi, su dei commenti su YouTube, nel mio canale, e anche su varie cose che ho visto su Instagram negli ultimi giorni. Volevo parlare un attimo sull'effetto placebo, l'effetto nocebo, perché molte persone, io stesso, ho pensato all'inizio quando i miei dolori cervicali andavano giù dopo la lettura del libro di Sarno, ho pensato questo è tutto un effetto placebo, questa cosa è momentanea, non andrà a buon fine, probabilmente il dolore ritornerà nei prossimi giorni, però non dico ero scettico, ma allo stesso momento ero aperto. E quell'effetto placebo è durato fino ad oggi, se vogliamo dire. Quindi è un effetto placebo, sì, no? E se lo è, non è importante come chiamarlo, ma bisogna usarlo. L'effetto placebo è una vera e propria cura. Infatti, molti dei farmaci vengono comparati all'effetto placebo. Se il farmaco ha più effetto dell'effetto placebo, allora vuol dire che ha effetto. E l'effetto placebo non è altro che il potere della nostra mente nel apprendere e modificare pensieri e quindi output nel corpo. Ho visto un reel ieri riguardo a una persona che era nel video e diceva cosa c'è dentro questo pranzo, no? La ragazza aveva fatto il pranzo per lui e la ragazza dice c'è pomodoro, c'è pasta, ci sono mandorle e nel momento in cui sentiva che c'erano le mandorle, nella faccia si andavano a creare tutte queste bolle. Ovviamente era un video, diciamo, fatto col computer. Ma questo ci fa capire quanto è potente l'effetto placebo, cioè il momento in cui ti danno delle informazioni che siano benefiche per te o malefiche, tra virgolette, che non ti danno beneficio, che in quel caso si chiamerebbero effetto nocebo, a quel punto quelle informazioni danno un risultato nel tuo corpo. Ho visto che ultimamente gli effetti nocebo di vari account, di tanti post Instagram sono nocebo, assolutamente. Addirittura quello di un oncologo che non faccio il nome adesso perché non mi piace andare in questo momento contro una persona in particolare o un medico, ma più farti capire come pensare. E dal mio punto di vista, questo è il mio parere ovviamente. Nel post di Instagram, l'ho messo ieri come una storia, c'era scritto gli insaccati sono carcerogeni e c'era un'immagine con il prosciutto e c'era poi una sorta di lente di ingrandimento per vedere dentro quel prosciutto se c'è con delle molecole carcerogene. Ora, questo è un chiaro effetto nocebo, assolutamente. Poi uno può dire, ma sono stati fatti tanti studi, oramai è vero. Quello che mi preoccupa è che queste informazioni creano più danno che benefici. E quello che sta facendo appunto, fanno le news, è quello di creare paura per creare attenzione. E quindi io non sono né a favore della dieta carnivora né a favore della dieta vegana, assolutamente non sono da nessuna delle parti. Penso che ogni persona debba decidere per sé la propria dieta e vedere come si sente. Negli insaccati, quando diciamo che sono carcerogeni, il problema è questo, che anche lo fossero, i problemi lì sono principalmente di preservative, che non mi ricordo adesso come si dicono in italiano. Ehm, Vabbè, adesso non mi viene in mente, comunque di sostanze che vanno a preservare il cibo.
Questa è una delle principali, è vero, sono anche lavorate, ma non sono qui a dire il prosciutto fa bene, il prosciutto fa male. Quello che però va ad arrivare alla massa è quello di una sostanza che fa male. E inconsciamente questo messaggio entra, un po' come il fumo, no? Cioè è vero che il fumo fa male, però cosa vuol dire che ogni volta che noi fumiamo una sigaretta, se veramente pensiamo che ci fa male, ci farà male. E quello è quello che modifica e crea il corpo col pensiero. Quindi spero che tu mi stai capendo che ci sono degli estremi, ovviamente, in tutto ciò. Cosa succede quando poi andiamo a vedere queste immagini e veramente ci mangiamo un prosciutto, una pizza col prosciutto? E vai a capire, insomma, mi ricordo che ho visto questo Instagram post. Inconsciamente vai a collegare con informazione nocebo con il mangiare il prosciutto a cena con la tua pizza preferita. Quella cosa che sta succedendo nella tua mente sta andando, uno, probabilmente a far lampeggiare la tua amigdala, che è il centro della paura, e dà un'incredibile, malefica cascata, quindi nocebo, su tutto il tuo corpo. Questo crea microinfiammazioni, microcontratture, probabilmente inizierai a sentire magari della leggera nausea, l'appetito manca. Insomma, i pensieri possono veramente modificare tanto. Ecco perché le ipnosi molte volte funzionano. Nel mio canale ho fatto decine e decine e decine di ipnosi usando proprio questo effetto placebo, la suggestione. E se la suggestione però la possiamo usare dalla nostra parte, invece di farci usare dagli altri, apprendendo e assorbendo le suggestioni nocebo degli altri, forse la nostra vita cambierebbe in positivo. Nel dolore questo è chiaro, ma sono stati fatti diversi studi placebo sul dolore cronico. Uno in particolare sull'effetto degli interventi chirurgici su problematiche croniche, ad esempio dolori al ginocchio. Tempo fa questo, perché adesso non è più etico fare questa tipologia di esperimenti, sono stati divisi due gruppi, ovviamente tutti e due i gruppi avevano dolori al ginocchio, ad uno hanno fatto una fasulla intervento chirurgico, ovvero hanno semplicemente aperto hanno creato la ferita, hanno aperto e hanno chiuso. E all'altro gruppo non hanno fatto nulla. Si è visto che in realtà, oppure gli avevano fatto, non ricordo adesso se nell'altro gruppo il secondo l'avevano fatto veramente l'intervento, ma si è visto che comunque i risultati erano molto simili tra i due. Questo era un chiaro effetto placebo, cioè il fatto di andare a fare un intervento, capire che c'è qualcosa che qualcuno ci farà, cioè un'aspettativa positiva, e non hanno assolutamente toccato nulla a livello organico, hanno aperto e hanno chiuso, questo non so se era nel 1970-80, non ricordo, oggi non sarebbe più etico, perché praticamente stai dicendo delle informazioni false al paziente, e soprattutto se vanno a intraprendere un intervento chirurgico. Si può fare su altre cose, magari su farmaci, ma non su un intervento chirurgico perché ci sono dei rischi comunque anche solo nell'apertura. E questo ci ha fatto capire che comunque il placebo e il nocebo funzionano. Nella terapia che faccio io, la terapia educativa che si chiama Pain Neuroscience Education, non è altro che inculcare dentro la tua consapevolezza, dentro il tuo cervello, queste informazioni positive. Queste informazioni positive fanno abbassare i livelli di ansia, quindi dal punto di vista neurofisiologico, l'amigdala che sta nel centro del nostro cervello è una parte del cervello che va ad amministrare ansia, contrazione, rilascio di ormoni di protezione. Ovviamente poi si va a instaurare tutta una questione di pressione alta, pressione bassa, vasi sanguigni che si dilatano, vasi sanguigni che si restringono, insomma tante 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 cose.
Quando queste informazioni arrivano alla mente, succede qualcosa. Questo è chiaro. Ti racconto un'altra storia. Tempo fa ero fuori, c'era un sacco di polline e io ho pensato ho pensato com'è possibile che molte persone siano allergiche al polline. Io non ho mai sentito questo disagio, no? Nel momento in cui stavo pensando a questo, inizia a colarmi il naso. E lì ho veramente pensato che era tutto placebo, però in realtà il naso mi stava veramente colando. Cosa succede lì? Che le suggestioni, se create, se quindi capite e apprese al 100% dal nostro conscio, che poi entra nel subconscio, cambiano notevolmente quello che succede a livello corporeo. Questo effetto nocivo, ne ho parlato tantissimo con colleghi terapisti, psicologi, eh, le ragazze insomma che collaborano con me, le psicoterapiste, eh, mi chiamano al telefono. Ehm, Ed è questo è un grave, 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 grave danno che la medicina convenzionale sta facendo verso problematiche croniche. Perché diciamocelo, la medicina convenzionale non aiuta nelle problematiche croniche. Ti mantiene forse in vita. Qualche giorno fa ho ricevuto la chiamata di un ex paziente che tempo fa, mesi fa, lo seguivo io e si è suicidato. Si è suicidato e questo mi ha fatto veramente arrabbiare verso non di lui, ma verso un sistema medico che non aiuta i pazienti. Soffriva di dolori cronici e aveva perso qualsiasi speranza, non aveva, c'era arrivato praticamente a me come ultima ruota, però oramai c'era un grande effetto nocebo che mi era stato inculcato, se vuoi o non vuoi, dentro il suo subconscio e non vedeva via d'uscita. Quante persone non vedono via d'uscita perché mancano le informazioni? E a volte anche con le informazioni giuste è talmente forte quel subconscio, quella protezione all'interno di noi che anche con queste informazioni non riusciamo a guarire. La maggior parte in realtà sta meglio. E io sono stato uno di questi. La lettura del libro mi ha aiutato incredibilmente, effetto placebo a tutti gli effetti, a tutto al 100% e poi sono ritornato a stare bene. E lo vedo in tante occasioni dove all'inizio della terapia la persona legge il libro del dottor Sarno, legge il mio libro, inizia a sentire leggermente meglio. È lì che dobbiamo iniziare a vedere tutte queste eccezioni, dal punto di vista proprio del pensiero. Quando guardi video su YouTube, magari i miei o dei terapisti che hanno lo stesso approccio, come ti senti? Ti senti più rilassato, ti senti più fiducioso che questa problematica la puoi risolvere? E se sì, guarda la differenza su altre informazioni, magari quelle dopo una visita fisiatrica, una visita nel neurologo. Quello che mi fa veramente arrabbiare è che i professionisti là fuori, molti dei professionisti, stanno dando delle informazioni nocebo e questo il paziente e il cliente dovrebbe averlo bene in mente. Secondo me la terapia educativa è la cosa più importante che abbiamo oggi e YouTube, questa diciamo piattaforma, è la piattaforma secondo me migliore per educarsi. Ovviamente ci sono anche i libri. Eh, Preferirei a volte i libri perché su un video non è che si può entrare proprio tanto nel dettaglio e il libro lo puoi lasciare quando vuoi, lo vuoi riprendere quando vuoi. E, tra l'altro ho notato che il libro del dottor Sarno, Guarire la mente e curare il dolore, non è disponibile in queste ultime settimane, non so perché, ho contattato anche come si chiama, l'azienda che lo pubblica, l'editore, chiedendo come si può fare per divulgare di più e molto più facilmente questo libro. Vada bene che non è mia interesse, non ho interessi, insomma, monetari con l'editore,
però mi interessa veramente che le persone in Italia vadano a leggere questo libro. Io l'ho letto in inglese, secondo me in inglese ha più senso perché molte traduzioni in italiano a volte perdono poi la potenza del significato, però se non sai leggere l'inglese, se non conosci bene l'inglese, leggitelo in italiano. Però vada bene che negli ultimi periodi questo libro non è disponibile, penso che sarà disponibile nelle prossime settimane. Noto sempre che c'è tipo un alto e un basso nelle vendite. Non so cosa stia accadendo a livello di stampa, ecco, di questo libro. Quindi placebo e nocebo, questo deve essere chiaro. La mia generazione non guarda più news, non guarda più il telegiornale, non guarda più la televisione. La mia madre mi dice spesso: Ma come fai senza televisione a informarti? E io penso sempre: Ma perché qual è l'informazione che ci arriva dalla televisione? Qual è l'informazione che ci arriva dalle news? Molto probabilmente il 70-80% è nocebo. Tanto vale spegni la televisione, è vero? Poi molte informazioni adesso ci arrivano da Instagram, da Facebook, dai social, anche lì nocebo, difficile da quindi rimanerne fuori totalmente, però con un occhio diciamo critico, una mente aperta, sei più astuto a queste diciamo informazioni e non ti fai più toccare. Quindi se mi dici la carne è carcerogena, il prosciutto è carcerogeno, lo leggo e dico ok, questa è una generalizzazione incredibile. Cosa vogliamo nella vita? Vivere di più, vivere meglio, vivere con più energia. Vivo in Sardegna dove il prosciutto, probabilmente gli insaccati, se ne sono sempre mangiati, non a ovviamente quantità esagerate ogni giorno, ma persone che vivono qui fino a 90, 100 anni, 100, anche più di 100 anni in certe parti della Sardegna, che comunque è una zona blu, no? La blue zone, come è chiamata, che è tanto studiata a livello delle neuroscienze, a livello medico, arrivano persone da tutto il mondo per studiare la popolazione sarda. E è più semplice di quello che sembra, secondo me. I fattori che si vanno a intersecare in una popolazione sarda sono molteplici, non è solo il cibo, ma principalmente il senso di comunità, il basso livello di preoccupazione, la connessione con la natura e con gli animali, con le piante. Questo è importante. Ovviamente il livello di stress è diverso rispetto a noi che stiamo sempre continuamente attaccati al computer, riceviamo degli impulsi molto più veloci rispetto a una generazione precedente. È vero, avevano altri problemi magari loro, noi abbiamo mh, diversi problemi in questa generazione. Comunque, questo è quello che volevo dire. Un'altra domanda che mi è stata fatta era a livello a chi mi devo rivolgere se ho problematiche di dolori cronici. Cioè, secondo te, e questa è una domanda che mi era stata fatta su uno degli ultimi video, che un po' mi fa anche arrabbiare perché ho fatto 400, forse 450 video, anche di più, tra reels, tra video diciamo in verticale, orizzontale, su chi bisogna andare a chiedere per escludere una problematica strutturale. I professionisti che devi rivolgerti, a cui devi rivolgerti se hai una problematica da tanto tanto tempo, secondo me due sono i principali, ma non è neanche necessario in certe condizioni andare a chiedere, però neurologo e neurochirurgo e fisiatra, ok, questi tre, vediamo le tre. A volte c'è il reumatologo, ma la maggior parte di questi medici non sono assolutamente in linea con un approccio come il mio o come quello del dottor Sarno, perché loro sono stati abituati a eh, vedere l'aspetto biologico, l'aspetto diciamo organico del corpo, quindi ti fanno fare una marea di esami che poi sono alla fine tutti negativi e la persona non sa veramente poi cos'è che ha.
perché i sintomi rimangono, invece di guardare appunto dal punto di vista olistico una condizione corporea mentale. Quindi poi si rischia di andare dallo psichiatra perché si fa passare tutto come una depressione o un aspetto mentale e quindi quando mi chiedono da che professionista devo andare, cioè mi trovo in difficoltà perché da una parte vorrei farli mandare da tutti, vorrei mandarti da tutti quelli che ti ho detto per escludere una problematica strutturale. Da un'altra parte ho paura che queste persone ti infondano delle parole o delle informazioni nocebo e questo accade 9 su 10. Cioè la persona, io preferisco veramente che la persona vada dal fisiatra, vada dal neurologo e semplicemente quel neurologo e quel fisiatra andasse a dire alla persona non hai nulla dal punto di vista organico. Basta. Già solo questo darebbe un grande sollievo e una grande, diciamo, aiuto anche al mio lavoro. Perché se il tuo lavoro da fisiatra o da terapista o da medico comunque è quello di escludere problematiche gravi, fai quello. Perché nelle condizioni croniche la medicina convenzionale è assolutamente fallimentare. E questo non lo dico io, lo vedono i dati. Quante persone soffrono di dolori persistenti o di sintomi persistenti dove continuiamo a dare delle pillole, delle cose che in realtà non ci danno sollievo. Molte persone soffrono di dolori cronici e prendono già antidolorifici e non funzionano. Quindi molto probabilmente sei qui con le stesse con gli stessi miei obiettivi, ok? Quindi vai dal professionista medico, fatti escludere quello che c'è da escludere e per l'inclusione rivolgiti a terapisti come me. In Italia ce ne sono probabilmente diversi, non posso dirti da chi andare perché veramente anch'io mi trovo in Italia abbastanza isolato in quello che faccio, non perché la gente mi va contro, ma perché veramente non trovo ne trovo pochi di terapisti che abbiano questa concezione, questa voglia di aiutare il paziente. E pochi entrano nell'aspetto medico, molti sono terapisti olistici che però non hanno una formazione medica, che va bene lo stesso per carità, però dobbiamo essere chiari sul fatto che non ci sono problematiche organiche gravi in ogni sintomatologia cronica, la maggior parte almeno. Se ti parlo di cervicalgia, sono sicuro che quando una problematica è a livello psicosomatico e anche mal di schiena, ovviamente mi devo fidare anche delle terapie o delle diagnosi che il medico ha fatto. La responsabilità molte volte risiede in tutti, soprattutto in quello che fai tu. Quindi la responsabilità non è solo del medico, ma è anche la tua. Uno, di informarti. Due, di farti escludere problematiche gravi. Questo è molto semplice. Cancro, tumori, malattie, diciamo, eh, autoimmuni e questo si può escludere molto facilmente con quello che abbiamo a disposizione con la medicina convenzionale. Questo è quello che voglio dirti. Quindi questi tre punti sono essenziali. Quello che del placebo, del nocebo e dei professionisti a cui rivolgerti. Ok ragazzi, ora devo andare, spero che questa live sarà registrata, spero di sì. Mettetemi nei commenti insomma se avete delle domande e vedrò di rispondere nelle prossime live, non so quando, magari la prossima settimana, nel weekend. E niente, buona domenica, buon weekend, passate del tempo in natura con i vostri cari e più tempo possibile vicino alle piante, al sole, ok? E un pelino più lontano dal telefono questo weekend. Per adesso è tutto, alla prossima.